È la 22esima giornata del campionato regionale Under 17 e il Despar Stadium e Città di Messina contro Ionia Calcio Riposto. Un cordiale saluto amici sportivi, ben ritrovati con le telecamere della Wii Sport e Città di Messina che nell'ultimo turno ha pareggiato sul campo del Giardini Naxos, un pareggio che potrebbe costare caro ai ragazzi di mister Cosimini, che infatti adesso si trovano al secondo posto della classifica a 4 punti di distanza dal Camaro, che nella stessa giornata ha vinto sul campo del Gescal per 5-0, vittoria obbligata dunque per i giallorossi che si ritrovano davanti a una Ionia Calcio Riposto al quarto posto in classifica. 31 i punti conquistati dai ragazzi di mister Muscolino, che vengono dalla netta vittoria per 3-0 contro la CR Messina dell'ultimo turno. Abbiamo visto insieme, grazie all'aiuto delle nostre grafiche, le scelte dei due allenatori per le formazioni da schierare quest'oggi. Un occhio attento sul Città di Messina, che si schiera con Foti, De Marco, Motta, Majorana, Trimboli, Panetta, Maceli, Catalin, Spuria, Corso e Gennaro. Le squadre hanno fatto il loro ingresso in campo nel frattempo. Despar, vestito a festa come sempre quando gioca il Città di Messina, si aspetta soltanto il fischio iniziale da parte del direttore di gara. Primo possesso gestito dalla Ionia Calcio Riposto, la prima occasione però per i padroni di casa al sesto minuto di gioco, prima con Spuria che prova a liberare il sinistro, pallone che carambola sul destro di Maceli, anche lui però deviato in calcio d'angolo. 2 minuti più tardi ancora Città di Messina in avanti, qui lungo l'out di destra è De Marco che lascia sul posto un avversario, prova a mettere il cross dentro De Marco, pallone deviato, finisce sul destro di Gennaro, che si coordina di prima intenzione e manda il pallone all'incrocio dei pali dopo 8 minuti dal via. Il Città di Messina è già in vantaggio grazie alla rete del numero 11 Michele Gennaro, che rivediamo qui a rallenti. Coco può solo guardare il pallone finire alle sue spalle e 1-0 al Despar Stadium. La Ionia Calcio Riposto che prova a rispondere al 9° minuto, qui un po' di confusione sul limite dell'area, palla che finisce sul sinistro di Cavallaro che poi trasforma l'assist per Russo a tu per tu con Foti. È bravo in uscita però il numero 1 CDMino a sbarrare la strada al numero 4. Ancora Città di Messina allora dall'altro lato dagli sviluppi di un calcio d'angolo, pallone che finisce sul destro di Maceli che prova a coordinarsi e attento Coco questa volta che si distende e neutralizza il tentativo del numero 7. Qui bravo ancora Gennaro che lascia il pallone per Majorana che prova a mettere dentro, un po' di confusione, ancora Gennaro appoggia per Catalin che calcia ancora una volta Coco, si allunga e mette una pezza, si resta dunque sull'1-0. Seconda parata per l'estremo difensore della Ionia Calcio Riposto, ne farà tante in questa partita. Ancora Città di Messina, calcio di punizione, pallone per Spuria che anticipa tutti di testa, non trova però la rete del 2-0. Il principe dei bomber, il Città di Messina che continua a spingere, ancora Spuria qui se ne va a 3 avversari, ancora Spuria prova a superare Coco, calcia col sinistro, palla che si infrange sull'esterno della rete. Sta spingendo il Città di Messina che non riesce però a trovare il gol del raddoppio. Ancora i padroni di casa qui con Samuel Corso che prova a fare tutto da solo, poi prova a calciare, Coco non trattiene, arriva Spuria e questa volta sì, è Simone Spuria a siglare il gol del 2-0, raddoppio Città di Messina quando siamo al 27° minuto del primo tempo. I giallorossi si portano su +2, Simone Spuria riesce a mettere la sua firma sul tabellino dei marcatori ed è 2-0 Città di Messina. Rivediamo qui Coco che in un primo tempo sbarra la strada a Samuel Corso ma non può nulla sul destro di Simone Spuria che arriva come un treno su questo pallone e lo manda in porta. È 2-0 Città di Messina. La Ionia Calcio Riposto che non si arrende, dall'altro lato un'occasione con il proprio numero 9 Giovanni Sciuto, sul quale fa buona guardia però Foti mandando il pallone in calcio d'angolo. Ancora 2-0, ancora Città di Messina in avanti, ancora Corso che supera avversari come fossero birilli, serve il pallone qui per Gennaro, ancora una volta di prima intenzione il numero 11, questa volta centrale il suo tentativo, Coco può mandare in calcio d'angolo. C'è ancora tempo per un'altra occasione per il Città di Messina con questo calcio di punizione che Samuel Corso prova a mandare direttamente in porta. Ancora una volta vola l'estremo difensore della Ionia Calcio Riposto spedendo in calcio d'angolo. Sarebbe stato ancora maggiore il passivo se non fosse stato per l'estremo difensore ospite. Nel frattempo arriva il duplice fischio da parte del direttore di gara, si va a riposo sul parziale di 2-0. Le reti di Gennaro e di Spuria stanno fin qui decidendo l'incontro a favore del Città di Messina che sta dominando in lungo e largo questa parte di gara. Nel frattempo doppio cambio tra le fila del Città di Messina, entreranno infatti Spanò e Amante al posto di De Marco e Panetta. Si ritorna in campo per la seconda parte di gioco con un'occasione per la Ionia con questo calcio da parte di Cavallaro sugli sviluppi di un calcio d'angolo centrale, il tentativo del numero 8. Ancora cambi per il Città di Messina, esce Motta ed entra Puleio quando ancora Samuel Corso prova a trasformare un calcio di punizione dai 20 metri circa, va Corso verso la porta, clamorosa la traversa che nega la gioia del gol al numero 10 che non sembra essere oggi in giornata. Qui nel frattempo è Spuria che prova a trovare la doppietta personale, mandando però il pallone vicino all'incrocio dei pali. Ancora cambi per il Città di Messina, esce Maceli, entrerà Nicola Majorana. Dall'altro lato la Ionia Calcio Riposto prova a diminuire il passivo, ci prova ancora dalla distanza Romeo,
fermato la prima volta, non la seconda con il sinistro, ma il pallone finisce ampiamente lontano dallo specchio della porta protetta da Foti. E allora il Città di Messina prova a farsi rivedere in avanti. Qui splende la combinazione tra Gennaro e Spuria, con Gennaro che però non riesce a trovare la doppietta personale per l'intervento da parte di Coco. Doppio cambio per il Città di Messina. Usciranno infatti Corso e Majorana per far spazio a Maggio e Pugliafido, quando ancora i padroni di casa avranno un'occasione sul finale per portare il risultato sul 3-0. Clamorosa l'occasione qui sul destro capitata a Spanò, che però non è riuscito a centrare il bersaglio grosso. Triplice fischio però da parte del direttore di gara, che sancisce la fine delle ostilità. Il Città di Messina si impone per 2-0 sulla Ionia Calcio Riposto, tornando a un punto di distanza dal Camaro. E allora anche per questa settimana dalle telecamere della Wisport è tutto. Vi salutiamo, vi ringraziamo e vi diamo appuntamento alla prossima.